Buongiorno a tutti gli influencer. A un certo punto arriva il momento della carriera in cui fa questo video. E benvenuti nel mio home tour. Benvenuti nella nostra casa. Allora, iniziamo. Casa è che non è proprio casa mia, è casa dei miei genitori. Comunque mi fa piacere. Partiamo dalla cucina, uno spazio importante dove ci si incontra per pranzi, cene, caffè, mia mamma, sue amiche. Un momento conviviale. Guardate, l'insalata di mia madre qua sopra. Con il mio codice rosa 50. Voi avete il 30% di sconto su... Niente codici sconto se mia mamma ne ha a disposizione e voi chiedete gentilmente magari qualche la teccia con le medicine, mal di testa, qua c'è subito la soluzione. Venite, non fatevi riguardo, venite. Guardate che bello che è questo orologio regalato da mia zia Franca, cubo, palla, piramidale, e dopo si ripete, vedete? Cubo, palla, piramidale. E così via finché si ritorna da capo. Ah, questa è una parte incredibile, ragazzi. Mi inchino di fronte a tanta opulenza, perché qua c'è di tutto. Se parte da Willkommen, tedesco, questa è una roba egiziana. Cosa c'entra? Niente, perché subito dopo qua gli elefanti di Bali, c'è Padre Pio, Gnomi, davanti Padre Pio, guardate, avvicinati, le galline dentro il camino col fieno, davanti le galline sproporzionati troviamo degli orsi. Questo succede qua a casa Canale. C'è un po' di disordine. Non ho detto a mia mamma di questo video qua oggi. Sta vedendo il video proprio in questo momento. Ciao mamma. Un momento incredibile, ragazzi. Vedete questo? Avete presente? Vi trovate in mano un oggetto perfettamente inutile, ma dite le pecca buttarlo via. E allora va messo qua. Vedete? Robe tipo che non si sa. Questo. Cos'è questo? Porta punte di pastelli. Non lo voglio buttare, potrebbe tornare utile, non tornerà mai utile. Dopo viene ok qua. Gli occhialini 3D per andare al cinema. Se posso dare un consiglio, il cinema 3D Lena Ciavala. Cioè, nel senso, non è che insista a differenza, non sta a credere. Se anche voi a casa avete un armadietto come questo, commentate sotto questo video. Andiamo avanti. Che affari. Questo è il salone, detto anche salotto. Perché i balconi sono chiusi? Perché mio papà sta facendo trattamenti sul vigneto, essendo un uomo molto sensibile, molto corretto, ha avvisato la mia mamma. Mia mamma de corsa viene qua e chiude tutti i balconi della casa in modo che noi dentro casa siamo tutelati dai trattamenti. Beh, intanto bellissimo, complimenti veramente per il tutto. Questo è un divano angolare. Avere un divano angolare è un lavoro. Questa parte qua si stacca sempre, tira sui cuscini, rimetti. Mamma mia, disagio. Non comprate mai un divano angolare. Casa vostra deve essere anche un momento di relax. Mi siedo sul divano, guardo la televisione. No, perché il divano si è staccato. E allora ti tira via i cuscini e metti il collegamento e dopo no. Se anche voi avete un divano angolare, commentate sotto, ditemi. Ho ragione, vero? Perché c'è questa coperta qua? Perché ho la gattina Vicenza che sta perdendo il pelo. Continuamente, non so, l'alimentazione sbagliata, non so. Abbiamo raggiunto un compromesso e abbiamo messo questa coperta qua. Deve venire qua. Se perde il pelo in qualche modo dopo una sgorlata e il pelo va via. Io mi trovo già nella zona notte. Fammi spendere 2 parole sulle porte. La porta lissia, un colpo di man eternità. Qua ti te la età prima di qua e dopo sta panda qua. Lo sporco si annida, si incastra dentro sti bici qua. Stress, che vuoi dire? Ma perché? Io bello così? No, per carità, bellissima questa qua. Però se ti te considera il tempo che ci metti per pulirla, più bella quella lissia. Se anche voi avete problemi di porte, ma anche finestre, sfogatevi nei commenti. Vi aiuta. Porca puttana a terra contro le porte come queste. Prego. Vediamo se mio papà ha finito di fare i trattamenti. La cola comincia. Di me. Mia mamma ha detto che ancora per un quarto d'ora possiamo tenere aperti. Cosa dire di questo bagno? E mi ricordo quante cagate che ho fatto in questo bagno meraviglioso. Stupendo. Andiamo avanti, dai. Incredibile. Canalino. Quando sognava di diventare un sex symbol e dopo ho capito che era meglio puntare su altro. L'ho sistemata un po' perché era un gran casino. La camera mia. La camera è una camera molto così asset.
Con una S. Con una S? Asettica. Ma rimedita? Ma dai, non si finisce di imparare, ragazzi. Ma io questo disegno lo trovo meraviglioso. Questo momento di amicizia, amore probabilmente. Compagni di cammino. Lei un po' mascolina, gioca a rugby, una bambina comunque con una personalità importante. E lui guarda per terra, come dire, ti sei più maschio dei miei quadri. È una strada che va verso il nulla. Il gattino. E lui ha capito prima di loro che è nato l'amore. Se anche voi avete un quadro che voi dite per me rappresenta qualcosa di importante, scrivetelo nei commenti, lo voglio sapere assolutamente. No, non sta facendo. Bene, questo è un momento straordinario. Non può mancare un punto di riferimento importante che mi ricorda qual è la retta via Mark Zuckerberg, colui che ha dato la possibilità a me di essere oggi quello che sono. Merito anche comunque di tutta la famiglia dei loro. Se anche voi avete un punto di riferimento importante nella vostra vita, scrivetelo nei commenti che io voglio assolutamente saperlo. E se vengo a sapere che ce l'avevate e non avete trovato il tempo di scrivermelo sotto i commenti, allora là può essere che magari io mi arrabbio seriamente. Veloci, vieni, prego, non aver paura dell'umidità.